Abbiamo anche qualche proiezione per quanto riguarda la Camera, questo parlo a livello di Veneto, quindi di regione, li do molto brevemente. Sono state scrutinate 119 sezioni, ripeto, per la regione Veneto. La DC, queste le prime indicazioni, perde circa 10 punti, il PDS ne perde quasi 8, il PSI 3 punti, poi il PSD guadagna quasi un punto, il PRI un punto, il PLI perde 0,3 punti, Rifondazione Comunista guadagna 2 punti, ecco, la Liga Nord, Liga Veneta si attesta attorno al 18,5, anche qui quindi un balzo notevolissimo in avanti, le liste verdi il 3,7% e via via tutti gli altri. E questo era Adriano Mazzalovo ed era il telegiornale del 6 aprile 1992, qualche mese prima che Ivano Sartori diventasse sindaco di una Democrazia Cristiana che cominciava a scricchiolare. Come si ricorda quel tempo? Mi ricordo che era un periodo nel quale all'interno del partito si faceva sempre più presente l'esigenza di rinnovare. E rinnovare non solo in termini generazionali, come è stato il caso mio, che sono diventato sindaco che non avevo ancora 40 anni, ma soprattutto in termini di comportamenti, di coerenza etica. Ecco, era già aperta, fortemente presente la questione morale, insomma, soprattutto c'era il mondo cattolico che spingeva, ecco, alle spalle, ecco, per questo rinnovamento, per questo recupero dei valori. Quindi era il mondo cattolico che spingeva, cioè era di fatto la Chiesa, insomma. La Chiesa era preoccupata della deriva che esisteva nella Democrazia Cristiana, che si era trasformata soprattutto in un centro di potere. Ecco. Allora adesso la fermo subito perché le faccio vedere l'insetto il C13. Andiamo nel 1986, quindi facciamo un balzo indietro, andiamo a Jesolo, dove la DC si riuniva spesso e volentieri per capire dove voleva andare e che cosa fare. Sentite questo servizio del seminario DC di Jesolo dell'86. Un imprevisto, Don Catten, ministro della Sanità, ha rimandato la sua relazione su passato e futuro dello Stato sociale a domani, per cui c'è stata un'inversione di programma con l'anticipo dei temi che si sarebbero dovuti affrontare domani. Di particolare interesse oggi la trattazione del tema come costruire ed educare all'unità, un riferimento questo alle divisioni correntizie interne. Ebbene, sono emerse ancora una volta molte proposte, gli interventi sono stati vivaci e le tesi sostenute sono apparse tutto sommato anche realizzabili. Dopo una breve introduzione dell'onorevole Tina Anselmi, moderatrice, è stato Lino Innocenti ad aprire le ostilità con 3 tesi di fondo. Bisogna innanzitutto creare una cultura di base comune legata alla tradizione storica del partito. In secondo luogo accettare delle norme dello statuto da rispettare. Infine che tutto venga misurato secondo lo stesso metro e non si facciano preferenze del tutto gratuite. Innocenti ha poi concluso con una citazione degasperiana: l'unità è la nostra forza. Dino De Poli, con una trattazione che si potrebbe definire per certi aspetti filosofica, ha anche richiamato l'appello formulato dal segretario Ciriaco De Mita. Serve in questo momento essere uniti, egli ha detto, ma se questo non dovesse verificarsi si dovrà per forza di cose ricorrere all'autonomia organizzativa dei vari schieramenti. L'onorevole Marino Corder non ha disdegnato ancora una volta di manifestare quel suo atteggiamento istrionico e quella scaltrezza che contraddistinguono spesso i suoi interventi. Corder in sostanza non ha mancato di criticare tutte queste belle tesi. Occorre, ha aggiunto, dare prova di concretezza e non lasciare poi, come sempre, tutto in alto mare. Superare la barriera correntizia significa soprattutto che ogni gruppo si faccia carico, ha concluso Corder, dei problemi di tutto il partito. È qui che si misurano tangibilmente le buone intenzioni. Domani, come dicevo, la giornata sarà caratterizzata dall'intervento di Don Catten. Il corso di studio si chiuderà invece domenica con la relazione di Giovanni Galloni, direttore del quotidiano democristiano Il Popolo. Lei c'era, mi pare. Sì, sicuramente tutti i convegni annuali estivi di Jesolo, a volte erano in montagna, quelli sono stato meno presente, io c'ero. E lì era uno dei momenti formativi perché non durava una giornata, durava 3 giorni. Insomma. Ecco, siccome abbiamo intitolato la seconda parte l'ADC degli amministratori locali, sì. È una formazione politica o è una formazione politica e amministrativa, cioè come amministrare da democristiano?
Allora, essere democristiani allora voleva dire nella gran parte dei dirigenti essere anche amministratori, perché non c'era un democristiano importante che non si confrontasse con l'elettorato. Ecco, c'era chi era sul livello politico, che andava in Parlamento, raccoglieva le preferenze, ma la gran parte dei dirigenti erano anche consiglieri comunali nel loro territorio, nel loro comune. Alessandro, ci fai rivedere un po' il servizio solo a vedere, così con Ivano magari riconosciamo alcuni dei personaggi, sì. Capiamo anche chi faceva il parlamentare, chi invece era l'amministratore locale, perché poi io ne ho notati alcuni, perché ovviamente chi stava sul palco sono tutti onorevoli, se non sbaglio. Siamo qua? 1986 mi pare, Jesolo 86, sì. 86, quindi 86, e quindi Bernini era già in regione, se non sbaglio. Sì, esatto. Ecco. Anche se manca Bernini qua. Esatto. Però il capo vero politico, questo è, qui c'è, questo è il capo vero politico, che era Marino Corder, della corrente più forte del DC. Poi lì abbiamo la Tina Anselmi, Lino Innocenti e Dino De Poli. Ecco, Marino Corder, sì. Per chi non ricorda questo momento storico, per i giovani, sì. Eccetera, rispetto ad esempio uno come Carlo Bernini, aveva molta più influenza, meno influenza? Assolutamente di più, cioè i Dorotei sono diventati forti successivamente. Ecco, in provincia di Treviso, quando io sono entrato nel partito, il segretario era Marino Corder. Ecco, quindi Fanfaniani, che era il capo della corrente dei Fanfaniani, ecco, erano più forti. Più sinistra o più destra, dici? Perché la DC dicono tutti è un arcipelago, dove sì. C'erano tutte le anime. Allora, nel momento in cui nascono i Fanfaniani, cioè negli anni 50, scusate, erano la sinistra del partito. Poi lentamente ecco, si sono posizionati su idee, su un'impostazione un po' più conservatrice. In provincia di Treviso Marino Corder era molto duro, per esempio con noi giovani, non avevamo un rapporto sereno, anzi molto conflittuale nei suoi confronti. Ciò non toglie che non fosse un leader assoluto, indiscutibile. Ma lui voleva tenere, diciamo, quella visuale di sinistra all'interno della DC, oppure lui stava cercando di transitare? No, ormai ecco, l'immagine di Fanfani era quella di un uomo, era centrista sicuramente, non era un uomo di destra, però l'immagine nel paese, soprattutto dopo la battaglia contro il divorzio, no? Nel referendum del divorzio, era quella di un leader politico della DC di destra, ecco, quello era, e quindi era molto avversato dalle sinistre. Poi Cordera aveva un piglio e un modo di esprimersi molto autoritario. Tanto è vero che io mi sono domandato se Cordera, che purtroppo è scomparso tragicamente ancora giovane, ecco, se Corder fosse sopravvissuto alla fine della democrazia cristiana, dove si sarebbe collocato? Ecco, io non sono in grado di darmi una risposta. Altra domanda che le faccio, e Tony Bisaglia? Tony Bisaglia in quel periodo era già emerso, stava emergendo, era già subentrato nel ruolo come capo dei Dorotei, cioè la componente moderata, centrista della Democrazia Cristiana del Veneto, era già subentrato a Rumor, insomma, cioè, alcuni parlano del parricidio, no? Ecco, che in politica è una cosa, è un costume molto diffuso. Ecco, il parricidio o era? Era, è e sarà sempre, ecco, fin dai miti greci. Ecco, lui aveva praticamente ucciso il padre in termini simbolici, politicamente, che era Rumor, che era Mariano Rumor, già capo del governo, insomma, nazionale, quindi... Intanto facciamo vedere delle altre immagini, Alessandro e Francesca, visto che si parla di momenti, diciamo così, di studio, di confronto. È la stessa cosa di Jesolo, però questa volta a Caprile. Sì, qui invece abbiamo Bernini e qui abbiamo degli altri volti, forse più Dorotei. Quello che abbiamo visto all'inizio era Lino Ermelin. Questo è Enzo Scotti, che è stato un leader nazionale molto importante.
Gava, poi abbiamo Adami e poi abbiamo qui una forte componente, non la sentiamo di sottofondo, ma un giorno magari faremo un servizio a parte. C'è una componente, cioè proprio dei sacerdoti, che sta parlando, che sta facendo una sorta di excursus del Vangelo rispetto alla politica. Era usata, adesso sembrerebbe veramente adesso no. Ma allora tutti i convegni, quelli in montagna, quelli al mare, si aprivano il mattino della domenica, che era il giorno conclusivo, con la messa e con delle riflessioni già durante la predica, insomma, di qualche sacerdote illuminato, ricordo bene Don Cusinato, Don Lino Cusinato, direttore della Vita del Popolo. Ecco, qui vediamo Pignata, per esempio. Eccolo là, il primo in fila. Ruscica, in fondo Umberto De Contro, che poi sarà il primo segretario del Partito Popolare. Insomma, ci sono volti piuttosto noti. E una cosa che sto notando è che sono volti anche, diciamo, molti sono giovani, quindi Piero Faccin, quindi c'era, diciamo così, c'era un certo riciclo che adesso si fa un po' fatica di vedere nella politica. Allora, cos'è che è cambiato? Allora i giovani erano presenti in percentuale, direi, molto simile agli anziani, in termini percentuali parlo. Io faccio l'esempio sempre del comune di Roncade, dove il partito aveva 3 sezioni, in una c'erano 200, l'altra 150, l'altra un centinaio di iscritti, però i giovani avevano 3 sezioni anche loro, più ridotte ovviamente, ma eravamo 120 iscritti in tutto il comune, e quindi c'era una forte partecipazione. In quegli anni, anche a livello scolastico, io ricordo che chi non si impegnava in politica era ritenuto quasi un ebete, ecco, nel senso che uno poverino, ecco. Mentre tutti erano impegnati in politica, chi nell'estrema sinistra, chi nei partiti costituzionali della sinistra, chi nella democrazia cristiana. Cos'è cambiato che adesso tu hai invece che i giovani rifuggono alla politica? C'è stato un riflusso nel privato ancora dagli anni 90, ecco, forse un po' una reazione alle devianze della politica, prima di tutto quella della violenza, perché gli anni 70 sono stati anni drammatici di sangue, ecco, e poi negli anni 80 è avvenuto questo come si può dire, questo disamoramento verso la politica. Quindi già negli anni 80 secondo lei? Sì, perché ricordo che proprio si parlava di riflusso nel privato, no? In quegli anni, negli anni 80. E quasi quasi c'era chi lo vedeva come un fatto positivo, basta questa politica, tutti che parlano di politica, tutti impegnati, tutti in guerre a tutti i livelli, insomma, e quindi... Però c'era dialettica, no? C'era confronto. Assolutamente era un fatto positivo, perché se il riflusso nel privato fosse rimasto un fatto contenuto, un fatto limitato nel tempo e nella quantità, forse, vabbè, era una tendenza, sarebbe stata una tendenza. Il fatto è che adesso tutti sono rifluiti nel privato, ci sono pochissimi giovani che si impegnano, dopo ci sono sempre delle elite, insomma stiamo vedendo anche adesso con le elezioni comunali di Treviso, c'è un ritorno abbastanza, ecco, dei giovani, ecco, però mai ai livelli che abbiamo conosciuto noi della terza generazione democristiana. Ecco, allora io adesso le faccio vedere un po' di volti della DC, qui siamo nel 1981 ed è un comitato abbastanza importante, quindi sono volti, ecco, il primo è quello di Tina Anselmi, lei è molto, come dire, ha un buon ricordo, un ottimo ricordo. Assolutamente, poi siccome militavamo anche nella stessa parte della democrazia cristiana con l'area De Mita, poi con l'area, anzi prima con l'area Zaccagnini, poi con l'area De Mita e poi nel Partito Popolare, io ero segretario provinciale del partito e lei era presente e mi sosteneva, insomma. Ecco, insomma, ho ricordi personali tantissimi, insomma, dagli incontri, ai colloqui, ai pranzi assieme, che si facevano diversi incontri attorno a un tavolo per parlare di politica. Che poi, voglio dire, una donna che faceva politica a quel tempo... No, a Treviso ce n'erano tante a un certo momento. No, è stato il primo ministro donna della Repubblica Italiana? È stata il primo ministro, prima donna ministro in Italia, ecco.
Però non dimentichiamoci che in contemporanea che prima di lei, anzi, c'era stata la Dal Canton, Maria Pia Dal Canton, che era una deputata di Treviso, che ha fatto il sottosegretario alla sanità. Ecco, e ha avuto un ruolo importante nazionalmente. Poi quando era deputata la Tina Anselmi avevamo anche una senatrice donna che era la Codazzi, ecco, la senatrice Codazzi, già segretaria nazionale dei tessili della CISL. Sono volti importanti della storia perché sono amministratori. Sì. Questa è la cosa importante, che alcuni sono parlamentari, molti altri sono amministratori, quindi il confronto c'era tra chi andava a Roma e chi invece gestiva qui le varie realtà. Il rapporto c'era o era stato scollegato? Il rapporto era continuo. Io ricordo che i parlamentari, praticamente quando tornavano da Roma il venerdì, ecco, avevano sempre tutta una serie di incontri nelle sezioni, nei comuni, fino questo è Lino Innocenti, che ha fatto prima il parlamentare e poi è diventato presidente della provincia. Prima è stato senatore, poi deputato e poi è diventato presidente della provincia. Vicino invece c'è Dino De Poli. Dino De Poli, che è stato parlamentare solo per 4 anni, la prima legislatura interrotta. Questo è senatore Mazzarolli di Spalla, ecco, che è stato sindaco di Treviso. Tony Marta, consigliere regionale, ma che è stato consigliere anche, è assessore a Treviso. Ecco, e poi ci sono una serie di giovani che poi li rivedremo. Sì, Ferraria Gradi. Ecco. Ferraria Gradi era sardo di origine e Carlo Bernini, giovanissimo, che è il suo successore in pratica. Ferraria Gradi era il capo dei Dorotei nel Veneto, sostanzialmente. Viene portato e presentato all'elettorato di Treviso, credo nel 1953, da De Gasperi in persona, che lo presenta in un comizio in piazza dei Signori a Treviso, e lui che aveva lavorato, era un dirigente dell'IRI, se non sbaglio, e aveva lavorato affiancato De Gasperi come consulente economico, era quello che praticamente scriveva la parte economica nei discorsi e posizioni di De Gasperi. Ecco, viene mandato nel collegio di Treviso. Questo è Dall'Acqua, assessore di Treviso, Luciano Danesini, Ruscica di Zero Branco, presidente dell'ente Ville Venete, ecco che lo vediamo qui, con i capelli bianchi. E poi abbiamo... E poi ce n'è una serie, insomma, ecco, sono sempre gli stessi, vediamo un po'. E qui questo è Renato Sartor, se non sbaglio, esatto, quello sulla sinistra, che è stato poi anche segretario provinciale della Democrazia Cristiana, ecco. E poi abbiamo appunto alcuni volti più o meno... Anche femminili, certo. Esatto. Beh, devo dire che la presenza di Tina Anselmi... Ecco, sì, in questo caso c'era questa, fra virgolette, questo confronto, sì, perché la cosa mi ha colpito quando ho recuperato questa immagine, che proprio c'era un confronto diretto, cioè si parlava faccia a faccia, non c'era telefonini, mail... non c'era nulla, no. C'era un rapporto diretto. Questo è Beppi Marton, ecco, grande esponente della politica trevigiana. E loro si trovavano su questo tavolo e si confrontavano sulle vere e proprie problematiche. Questo è Giampiero Favaro senza i baffi, mi pare ancora, se non sbaglio. Giovanissimi tutti. Ecco, sì. Sì, immagini che... Futuro senatore. Questo è Giampaolo Miotto, che è stato delegato europeo dei Giovani Democristiani. Quello di sinistra, mentre era Lucchi, mi pare, sulla destra. Sì, ed è stato anche... Miotto è stato assessore a Treviso. Qui abbiamo un Carlo Bernini che non è ancora, deve essere ancora presidente della provincia ad occhio, non è ancora? Penso di sì, bisognerebbe vedere le Ferraria Gradi invece viene qua e diventa il punto di riferimento dell'area centrista, insomma, ecco, che era insomma piuttosto forte, aveva il pieno appoggio incondizionato del vescovo Mistrorigo, con grande sofferenza dei Cislini, i vari Pavan e degli Aclisti, Pavan Vittorino e Pavan Nino. Sì. Ecco, per questo appoggio. Questo è Gabriele Carnio e questo è Zanella di Montebelluna. Bene, allora facciamo così, siccome abbiamo già consumato tutto il tempo, certo, però è bellissimo trovare qualcuno
che finalmente ci racconta i volti e che per ogni volto ci racconta un pezzetto di storia, perché questo ci apre sempre di più il confronto. Lei, un'ultima domanda. Lei prima diceva appunto che c'era l'appoggio incondizionato del vescovo Mistrorigo. La Chiesa, il fatto che abbia fatto, diciamo, una sorta di passo indietro o passo di lato, e soprattutto poi in questi ultimi anni continui a farlo, non è che faccia mancare un importante contributo alla dialettica politica dei nostri territori? Di passo indietro la Chiesa poteva farne anche prima e avrebbe fatto meglio farli prima. 2 passi indietro per quanto riguardava la gestione politica. Per quanto riguarda la formazione delle persone, della persona verso la società, quindi anche l'impegno politico non partitico, ecco, questa carenza e questa assenza della Chiesa è stato un autogol. Ecco, non è stata una cosa positiva, perché sì, non impicciarsi degli avvenimenti politici, delle maggioranze, di queste cose va benissimo, è stata un'applicazione del senso della laicità che col concilio è stato ribadito, ma rinunciare a un ruolo formativo verso il sociale e verso l'impegno della persona, verso il dovere che ha ogni cittadino di dare il proprio contributo alla crescita della società, questo quando avviene, non tutti i preti lo fanno, ma quando avviene è soltanto un fatto negativo che denuncia una caduta anche di qualità del clero attuale. Allora, ripartiamo alla prossima puntata con lei, magari facendo proprio un'analisi della Chiesa, guardando un po' di vescovi, parlando dei preti operai, giusto per andare vicino a Porto Marghera, perché una fonte come lei, politico, storico, amministratore locale, non si trova tutti i giorni. Grazie a Ivano Sartora, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi naturalmente andremo sul Piave come detto prima. La provincia intende stringere i tempi invitando l'ANAS a decidere al più presto per il ponte a Ponte di Piave. Una situazione problematica da diversi anni, sia per la viabilità della zona, sia per i collegamenti con la Postumia. L'argomento, stimolato da un'interpellanza comunista, è stato fatto proprio dall'assessore provinciale di reparto Arnaldo Brunetto, che nella seduta odierna del Consiglio ha spiegato la situazione. I tempi si sono già allungati e troppo ed diventa ormai insopportabile questa lungaggine e sale la protesta da parte delle popolazioni e da parte dei comuni. Quindi occorre prendere una iniziativa per far sì che questi tempi finalmente diventino brevi o quantomeno i più brevi possibili. Lei presenterà un ordine del giorno? Sì, presenterò un ordine del giorno, anzi è già condiviso dalla Giunta dei gruppi consigliari nella sostanza, in cui si chiede all'ANAS che sia assunta la responsabilità di ogni decisione di accelerare il più possibile i tempi per dare risposte definitive alla soluzione da dare. La decisione che l'ANAS deve prendere è se recuperare il Ponte Vecchio oppure costruirne un altro a fianco. Per fare ciò ha affidato lo studio a un tecnico, l'ingegner Matildi di Bologna, ma i risultati dopo parecchio tempo non ci sono ancora. Successivamente, quando sarà pronto il progetto, ci vorranno altri 14 mesi. Nella più ottimistica previsione si dovrebbe quindi aspettare la fine dell'88, ma è, lo ripetiamo, la più ottimistica. Il Consiglio tornerà a riunirsi lunedì prossimo. Paola Roma, sindaco di Ponte di Piave, lei nell'87 quanti anni aveva? 5 anni. 5 anni, quindi forse si ricorda poco di queste cose. Consiglio provinciale dell'87, 2 febbraio, in cui si parla del problema del ponte di Ponte di Piave, cioè il ponte che dà il nome al suo paese, al suo comune. Senta, intanto cosa vuol dire vivere e amministrare un paese che fa capo a un ponte, che è uno dei ponti importanti della Marca? Ma intanto partirei con i dati del traffico, perché comunque sono 30.000 veicoli al giorno che ci attraversano a Ponte di Piave, e partirei anche dicendo che Ponte di Piave è uno snodo fondamentale sia per la vicinanza all'autostrada proprio a 90 di Piave, dall'altra parte per il collegamento tra la destra e la sinistra Piave, e questo ponte effettivamente è un confine, una barriera che divide la destra dalla sinistra
sinistra Piave, e dall'altra parte ovviamente tutto lo snodo nella parte dello Pitergino Mottense, quindi dei 14 comuni con cui ovviamente Ponte di Piave lavora come IPA, ma che si è anche aperta alla parte della Grande Treviso proprio per questa necessità anche di dialogare per quei fondi che arrivassero anche collegati a dei fondi europei. Sicuramente amministrare un comune con 3.500 famiglie, con 8.400 abitanti e con 950 studenti, con 3 plessi scolastici, una scuola paritaria fondamentale per una delle frazioni, costituita appunto da 2 frazioni che sono sotto la diocesi di Vittorio Veneto, perché Busco e San Nicolò, che sono le più piccole, sono sotto la diocesi di Vittorio Veneto, mentre Levada, Negrisi e Ponte di Piave sotto la diocesi di Treviso. Anche in questo ovviamente una peculiarità però che con Ponte di Piave ha molto a che vedere con il fiume Sacro alla Patria. Fiume Sacro alla Patria che sicuramente ha visto nella situazione del fiume del 66, dove abbiamo avuto appunto una situazione alluvionale, vedere una serie anche di interventi necessari che nel nostro territorio sono anche risaliti appena al periodo dopo Vaia. Necessità di interventi che riguardavano anche la situazione di Fontanazzi, perché ricordo che nel 66 il crollo degli argini e quindi la vicinanza anche del paese a quella che è l'area golenale è sicuramente una cosa importante. Questo lo vado a connotare anche in una situazione di popolazione che ha deciso di vivere lungo il corso del fiume, proprio dato anche dal benessere che il fiume portava e quindi dalla necessità anche di intervenire anche con i cittadini in portarli fuori dalla situazione arginale, che non è molto semplice. Lo abbiamo cercato di fare. La fermo un attimo, perché ci concentriamo in questo nostro primo intervento proprio sul ponte di Piave, anche perché devo dire che in archivio fino adesso di Ponte di Piave noi abbiamo trovato ben poco, nel senso che tra i paesi abbiamo immagine dell'82 di Orsago, voglio dire, ma Ponte di Piave negli anni 80 è venuto fuori veramente poco o niente, forse contava un po' meno, forse sto ponte che divideva, faceva sì che nessuno arrivasse. Fatto sta che adesso le faccio vedere un inserto sonoro sempre di un telegiornale. Qui allora, abbiamo cominciato a febbraio dell'87, andiamo a maggio dell'87, perché il ponte, che ha problemi di staticità, viene sormontato da un ponte militare. L'inserto è il 19 per la nostra Francesca Pezzo insieme al nostro Alessandro Granzieri in regia. Sentiamo questo inserto e poi lo commentiamo. Il ponte che collega San Biagio di Callalta a Ponte di Piave è al centro di un'interpellanza presentata al presidente della provincia di Treviso dal gruppo consiliare del Partito Comunista. In essa, premesso che l'ANAS aveva fissato nello scorso gennaio 100 giorni per approntare una soluzione definitiva, i comunisti chiedono quali sono i risultati ai quali l'ANAS è pervenuta e gli interventi immediati sia di essa che dell'amministrazione provinciale per accelerare i tempi e garantire una corretta viabilità lungo la Postumia. Lei qui ha sempre 5 anni e probabilmente non si ricorda, non aveva neanche mai visto il fatto che ci avevano messo proprio un ponte di ferro sopra il ponte. No, sicuramente questo no, però alcune immagini invece sono molto più chiare di quello che è successo anche per il ponte ferroviario, perché noi abbiamo sì 2 ponti, in particolare anche quello ferroviario, e rispetto anche a questo quello che è significato anche gli interventi nei piloni, perché adesso Lucio noi parliamo di questo ponte, però dobbiamo anche ricordare che l'amministrazione tiene sempre a controllare i ponti e a chiedere anche a Veneto Strade delle consulenze, perché avendo chiaramente un deflusso di acque, sicuramente non con la situazione di adesso, ma anche negli scorsi mesi, c'era un po' destata qualche preoccupazione, qualche tipo di crepa che avevamo visto, non collegabile ovviamente ad interventi strutturali, ma siamo molto attenti su questo, anche perché dall'altra parte con il ponte ferroviario che abbiamo siamo molto preoccupati anche rispetto a quello che era l'effetto delle ramaglie. Teniamo presente che con 2,5 milioni grazie a un intervento di RFI abbiamo messo in sicurezza anche il ponte ferroviario in maniera che le ramaglie non si fermino proprio rispetto a quello che invece è il ponte stradale, che ha dei piloni molto più larghi, che permette il deflusso sicuramente anche del legno. Tra l'altro il ponte ferroviario va detto che per molto tempo era in disuso perché non c'era la ferrovia fino agli anni 90, ma ci arriveremo magari più avanti. Era un ponte dismesso dalle ferrovie ed era diventato una specie di bypass proprio perché il ponte originario non riusciva a sostenere il traffico, soprattutto il traffico pesante. Quando poi si è deciso di rifare la ferrovia hanno detto bisogna rifare anche il ponte, e proprio per questo le faccio vedere ancora una volta, perché poi la cosa curiosa è che poi quando si decide di cominciare a metterci le mani,
ecco che c'è sempre qualcuno che dice no, perché bisogna stare attenti. Sentite un po' questo RVM. Il capogruppo socialista in Consiglio regionale, Bruno Marchetti, ha presentato una mozione nel tentativo di sbloccare la situazione circa i lavori per ricostruire l'impalcato e consolidare le fondamenta del ponte sul Piave. I lavori sono attualmente bloccati dal no della Sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici del Veneto, che ha trasmesso il progetto al Ministro dei Beni Culturali, cui spetta la decisione definitiva. La mozione socialista chiede alla Giunta Veneta di intervenire presso il Ministero allo scopo di rivalutare la situazione. Questo l'abbiamo scelto proprio per dire che già a quel tempo, insomma, la burocrazia, le cose, le storie. Sì, sicuramente noi... Cioè, già entra più nelle sue corde. Certo, sicuramente questo sì, perché effettivamente Ponte di Piave ha dei vincoli importanti legati proprio alla sovrintendenza. Ricordo che tutto il centro storico è vincolato e qualsiasi tipo di intervento, parlo per esempio anche le telecamere che abbiamo messo, piuttosto che gli interventi insomma, che abbiamo fatto successivamente anche per la rilevazione di quant'era l'altezza dell'acqua, sicuramente sono stati autorizzati in primis dalla sovrintendenza, perché comunque ha un vincolo paesaggistico e culturale molto importante. Basta ricordare insomma, che sicuramente tutti i nostri stabili, come anche il municipio, hanno più di 70 anni e sono sicuramente con un vincolo molto importante. Questo come il villino dove ci sono i vigili, piuttosto che ovviamente un'altra struttura che è il Cinema Luxor, sui quali appunto come si tratta con la sovrintendenza? Nel senso, perché qui il ponte c'era bisogno di rifarlo, certo. Poi funziona, passa il progetto, non a caso se andate a Ponte di Piave il ponte è completamente diverso rispetto al passato. Però insomma c'è da battagliare, quando si vede sovrintendenza che dicono che sono i signor no, come si fa? Ma sicuramente va un po' concordato sia per l'estetica, per l'architettura, che naturalmente anche richiama il territorio. Beh, non posso dimenticare che noi abbiamo anche lo scrittore Goffredo Parise, quindi anche molto delle scelte anche architettoniche che ci sono state, anche diciamo gli architetti che hanno progettato delle nostre scuole, in particolare quella del centro di Ponte di Piave, l'architetto D'Avanzo, che vi è noto perché insomma è un architetto che ha avuto anche evidenze a livello trevigiano molto importanti, hanno avuto delle connotazioni anche sul perché certe persone come Goffredo Parise avessero scelto di abitare a Ponte di Piave, ma questi aspetti architettonici ci portano molto a mettere a confronto i nostri tecnici, soprattutto anche quelli più giovani che adesso abbiamo in ufficio, con tutte le sperimentazioni e le volontà ovviamente che arrivano poi dai gruppi di lavoro, perché abbiamo una commissione paesaggistica, una commissione ovviamente urbanistica, ma dall'altra parte ovviamente tutta quella che ha a che vedere proprio... Voglio dire, io faccio un progetto, per riuscire ad arrivare poi all'attuazione pratica, quanti passaggi ci sono? Beh, sicuramente se lei dovesse adesso rifare il ponte sul Piave? Beh, credo che ci vorrebbe almeno una progettazione di un 3-4 mesi, più poi arrivare ovviamente a una pronuncia unanime di tutti gli enti preposti. Che sono? Che sono la sovrintendenza, la provincia, poi abbiamo una strada regionale perché ovviamente abbiamo la competenza di Veneto Strade su tutta quella parte. Non più ANAS ma Veneto Strade, noi ci interfacciamo quotidianamente con Veneto Strade. Beh, voi vedete appunto che noi siamo intervenuti sulla sistemazione anche della rotonda centrale, fissando i sassi proprio anche per una situazione di sicurezza, ma non ci devono essere ovviamente delle situazioni all'interno della rotonda, perché possono creare ovviamente all'automobilista delle situazioni di pericolo, piuttosto che ovviamente distrarlo. Quindi abbiamo detto sovrintendenza, Veneto Strade, la provincia. Veneto Strade, la provincia, poi? E la provincia per la parte appunto della paesaggistica e dei corridoi ecologici, ovviamente la parte poi del comune che magari è quella più semplice perché naturalmente nasce da lì. Insomma praticamente vanno via gli anni come ridere, insomma. Diciamo che se siamo bravi riusciamo ad entrare entro l'anno, ovviamente concordando anche i passaggi e le tempistiche. Questo per arrivare a una prima progettazione. Certamente. Poi arrivare all'atto pratico del taglio del nastro e il passaggio. All'atto pratico del taglio del nastro con gli attuali aumenti dei costi sulle materie prime eccetera, insomma si va avanti sicuramente. Insomma, meglio averlo fatto prima. Sicuramente, o col nuovo codice degli appalti sicuramente perché entra in vigore da luglio e quindi abbiamo ulteriori perplessità anche rispetto a questo. Allora invece adesso, sempre per parlare del ponte a Ponte di Piave, andiamo a vederci un altro inserto perché il Piave, come dire, regala, diciamo così, sempre degli oggetti un po' particolari che sono le bombe. Uno dei motivi per cui poi si rallenta ulteriormente la ristrutturazione del ponte perché bisognava fare tutti i controlli perché sotto non ci fossero ordigni bellici. E allora vediamo l'inserto numero 21 che appunto parla di una bomba sotto il ponte.
Con ogni probabilità verrà fatto brillare la prossima settimana l'ordigno rinvenuto ieri sotto l'arcata del ponte sul Piave lungo la statale Postumia. Si tratta di una bomba inesplosa di oltre 400 kg, risalente al secondo conflitto mondiale, alta 1 metro e con il diametro di circa 30 cm. Stamattina la bomba è stata completamente ricoperta a scopo precauzionale. Intanto la prefettura ha avviato i contatti con gli artificieri di Mestre, con i quali deciderà tempi e modi per le operazioni di neutralizzazione dell'ordigno. Esse comporteranno fino all'esplosione l'inevitabile chiusura al traffico appunto della Postumia. Ecco, se avete notato, abbiamo fatto per un attimo, è passato anche il ponte, che è adesso il ponte ferroviario, quello più stretto, adesso ci passa la ferrovia. Qui siamo nel 91, il 14 novembre del 91. Sì, anche rispetto a questo, insomma, molti delle attività di sminamento degli ordigni bellici, l'abbiamo visto anche di recente su quell'attività, appunto, dicevo, del commissario straordinario che è arrivata sull'emergenza Vaia per sistemare la situazione di Fontanazzi che avevamo. Prima c'è stata naturalmente l'attività pianificata di sminamento, cosa che ha comportato ovviamente delle indagini ulteriori e ne abbiamo trovate alcune di anche importanti. Ecco sì? Che sicuramente e queste vengono fatte brillare anche queste sul Piave, naturalmente con tutto l'intervento. Quindi nonostante siano passati più di 100 anni, sì, continuiamo a tirar su materiale bellico. E anche anche con i ragazzi. È anche pericoloso, voglio dire. Certo, infatti anche quando andiamo a fare le attività che siano praticamente vicino ad aree in cui non siamo intervenuti con attività anche importanti del genio civile piuttosto che dell'amministrazione comunale, facciamo sempre verificare prima che ovviamente non ci siano dei residui bellici, perché può essere che troviamo ancora magari delle situazioni più piccole ovviamente rispetto a quella che avete fatto vedere, però sicuramente diventano situazioni importanti. Ogni volta ovviamente c'è l'attivazione della prefettura, dei carabinieri, della nostra polizia locale, ovviamente le modalità operative sono ovviamente quelle riservate alle forze dell'ordine, però ovviamente veniamo informati anche di ulteriori, anche altri comuni insomma, che abbiano delle situazioni uguali, vengono fatte brillare proprio nel nostro... Insomma, abbiamo raccontato la parte più importante del paese, cioè il simbolo, cioè il ponte sul Piave a Ponte di Piave. Però io, visto che si parla di bombe, io la porto a quando lei invece da 5 andava a 7 anni, perché siamo nell'89, e le faccio vedere gli esterni della fabbrica Stefanel. Anche credo che insomma, a 7 anni uno dovrebbe anche riconoscere la fabbrica, no? Con lo storico simbolo che poi è cambiato. Ma per dire, adesso tutto questo non c'è più, ovvero c'è il manufatto ma è tutto vuoto. Il passato è stato glorioso, il presente non molto, e il futuro quale sarà di questo complesso? Beh sì, tornando un po' indietro, l'azienda Stefanel ha molto a che vedere con quello che è anche stata la mia famiglia, perché alcuni dei miei familiari hanno lavorato per quell'azienda, nel senso che chiaramente... Quindi da bambina andava a giocare lì? Non proprio lì, però il fatto delle attività sartoriali che venivano anche prodotte a casa e poi riportate, sicuramente è una di quelle cose che la famiglia Stefanel ovviamente ha dato a che vivere a parecchie famiglie di Ponte di Piave. È indelebile anche quello che sono state le donazioni che l'azienda Stefanel ha fatto per il comune di Ponte di Piave, a partire da qualche contributo relativo degli impianti sportivi, i campi da tennis che poi adesso sono stati smantellati, ma che comunque il pallone idrostatico è stato dato appunto alla parrocchia. Ma sicuramente quello che è l'attività attuale, noi ricordiamo che lì c'era anche il servizio mensa nella parte dietro, quella che non vediamo qui dalle riprese, ma che è appena dietro la fabbrica. Questa è stata ripresa in gestione, c'è un'altra azienda che sta gestendo la mensa anche per appunto tutte le attività industriali che ci sono nella nostra zona industriale, che ricordo essere effettivamente una zona industriale molto importante, che ha avuto alla stato attuale siamo riusciti a concludere con quasi tutte le aree PIP, ne manca solo una, lì vicino adesso stanno uscendo appunto anche i campi da padel, proprio per anche un utilizzo anche sportivo di quell'area, ma sicuramente molto importante è quello che l'azienda Stefanel è riuscita a fare anche per questo passaggio di alcuni dipendenti. Alcuni ovviamente sono conferiti in OVS, altri dipendenti, insomma è stata anche un'attività che l'amministrazione ha posto anche in essere per poter avere anche queste forze lavoro attraverso delle attività che l'amministrazione ha fatto. Era una fabbrica innovativa per il tempo? Sicuramente per il tempo lo è stata.
Ora ovviamente al di là che futuro ha questo? Ma guardi, su questo ci stiamo interrogando anche con il commissario che appunto sta gestendo tutta questa parte. Alcune offerte erano state fatte anche rispetto a delle importanti aziende, proprio perché importanti sono proprio le opportunità per i camion e quindi per il deposito anche sicuramente di merci e di materiale all'interno. Quindi insomma si spera che attraverso anche questa attività che il commissario sta facendo si arrivi ovviamente a un'opportunità per il nostro territorio fondamentale, perché ci sono stati più contatti con la famiglia Stefanel dopo? Sì, ne abbiamo avuti soprattutto anche quando c'è stata la situazione particolare ovviamente del personale, quando ovviamente c'è stato il passaggio di alcuni nuovi OVS, ma soprattutto eravamo preoccupati per le famiglie e quindi per sapere anche che tipo di situazione sociale si sarebbe venuta a creare nel nostro territorio. Sicuramente credo che le famiglie non possono dimenticare tutto quello che insomma la famiglia Stefanel è riuscita a dare a Ponte di Piave, perché insomma ricordiamo che tante sono state le famiglie, dai più piccoli insomma ai più adulti, che sono transitate per questa azienda, ma sicuramente ci auguriamo che con il commissario insomma una delle opportunità possa essere proprio il riutilizzo proprio della parte dello stabile. Il riutilizzo produttivo insomma. Assolutamente sì. Sì, anche perché è un pezzo di archeologia industriale, oltre che un pezzo di storia di assolutamente sì, anche sì, la ripresa dello spazio diventa importante, perché ovviamente essendo diventato anche la parte della mensa poi un'attività importante, chiaramente è quella su cui insomma tenevamo anche noi che fosse anche una risposta alla necessità anche di una mensa all'interno della zona industriale. Quindi abbiamo toccato il ponte, perché il ponte è il simbolo del paese, la Stefanel perché è il simbolo economico del paese. Adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e arriviamo al terzo punto, che è titolato Un ponte di vino, ma lo vediamo dopo. Questo canale si chiama Rio Fossa Bruna, scorre a cavallo fra i comuni di Ponte di Piave e Salgareda. Questa mattina le acque del canale presentavano una colorazione densa, più che bruna scurissima, una specie di color clinto, tanto per chiamarlo così. In effetti, chi da anni vive ai bordi del canale non aveva mai notato un fatto del genere e, a metterci il naso, dal canale fuoriusciva un intenso odore di vino. Sì, mia moglie si è accorta. Ho sentito l'odore prima e poi... Di che cosa sapeva? Da vino. Proprio vino? Sì, sì. E per tutto il giorno è rimasto così? Sempre così. Questo canale nasce più avanti? Sì, più avanti. E va a finire al Piave. Si butta sul Piave? Sì. Secondo lei come mai qualcuno ha buttato il vino? Penso proprio di sì. Pare allora che stamane qualcuno abbia versato proprio del vino, forse vino al metanolo, chi lo sa, ma da una perlustrazione effettuata stamattina dai carabinieri di Ponte di Piave sembra che non si tratti di vino, ma di sostanze industriali che per noi equivalgono alla stessa cosa, visto che il risultato è lo stesso, cioè quello di scaricarsi nelle acque del Piave. L'odore del vino, comunque avete sentito, si sentiva, anche se per video è impossibile dimostrarlo. Seconda parte, e partiamo con questo titolo, ovvero Un ponte di vino, perché un'altra delle storie di questo territorio è proprio quella del vino al metanolo, che parte proprio con questo servizio, cioè il primo caso di vino al metanolo parte da Ponte di Piave. Lei, giusto per intendersi, questo è un servizio dell'85, anche se storicamente si dice che il vino metanolo in Italia parte dall'86, questo il nostro archivio ce l'ha dell'85 e lei, se non ricordo male, ha 3 anni. Sicuramente. Cosa le hanno raccontato di questa storia? Allora, intanto del Fossa Bruna effettivamente è un canale di scolo che poi arriva direttamente sul Piave, ma che attraversa anche proprio la zona centrale di Ponte di Piave. Quindi sicuramente il contesto produttivo in cui noi ci troviamo anche in una situazione di un'attività vitivinicola molto importante. Ponte di Piave per circa l'80% ovviamente è a composizione vitivinicola. Essendo città del vino non posso neanche dimenticare che sia ovviamente una cosa che accomuna la situazione ovviamente legata alla situazione vitivinicola. Collego però una cosa importante, che quando prima veniva detto appunto che i carabinieri, l'ARMA eccetera, noi abbiamo anche l'ARPA, perché anche questo tipo di segnalazioni e proprio anche l'individualizzazione anche della tipologia di inquinante che c'è, ovviamente questo lo preciso perché con ARPA non abbiamo solo il problema legato per esempio alle acque, ma anche quello relativo agli odori e una serie ovviamente di interventi che sono collegati a questo. Lei da sindaco, questa storia del vino metanolo esiste ancora, c'è ancora a legge tutta questa vicenda, perché poi è diventata una vicenda abbastanza importante, anzi mi risponde dopo, le faccio vedere il pezzo successivo. Il C24
Qui invece abbiamo addirittura l'arresto del direttore della catena Ponte, perché andiamo già alla catena Ponte, che pare sia stata la responsabile di questo sversamento. Vediamo il servizio, è dell'86. Clamorosi sviluppi in merito alla vicenda dell'inquinamento del fiume Piave che ha provocato nei giorni scorsi la moria di quintali di pesce. Il sostituto procuratore della Repubblica di Treviso, Domenico Labozzetta, ha infatti emesso quest'oggi un mandato di cattura nei confronti del direttore della cantina sociale Ponte di Piave, con il suo arresto immediato. Si tratta di Antonio De Bortoli, 44 anni, residente a Salgareda in via Roma. L'arresto è scaturito in seguito alle analisi effettuate dal NAS di Padova delle acque del rio Fossa Bruna, dove la scorsa settimana venne gettata un'incredibile quantità di vino. Le analisi hanno accertato la presenza di un'alta percentuale di metanolo. Ma come il magistrato è arrivato ad emettere il mandato di cattura? Il provvedimento si baserebbe sulle indagini dello stesso NAS, che sarebbe risalito all'origine dell'inquinamento dopo alcune escursioni effettuate in elicottero lungo il percorso dello stretto canale. Il De Bortoli è stato interrogato a lungo questo pomeriggio dal magistrato alla presenza del legale, l'avvocato Jacobi. Il direttore avrebbe negato ogni addebito, il capo di imputazione parlerebbe di detenzione di alcol metilico, difendendosi quindi e respingendo le accuse. Le analisi sui vini della cantina avrebbero stabilito invece la buona qualità degli stessi, ma rimane pur sempre l'accusa del magistrato. Il direttore avrebbe affermato che l'alcol metilico riscontrato nel canale potrebbe esservi finito dagli scarichi del depuratore della cantina, dove si viene a formare per idrolisi, quindi naturalmente, l'alcol metilico. Ma la quantità avrebbe dovuto essere minima in questo caso, non certo tale da provocare la morte di migliaia di pesci, né tantomeno da poter dare quella colorazione così intensa a quel piccolo canale. Le indagini ovviamente proseguono nel più stretto riservo. Quanto all'arresto del De Bortoli, i difensori ne hanno chiesto la libertà provvisoria. Ecco, va ricordato che tutta questa storia, questa vicenda è una vicenda di contributi europei, nel senso che se tu dimostravi che facevi la distillazione, quindi trasformavi in alcol metilico il vino in sovrabbondanza, potevi avere dei rimborsi. Molto probabilmente qualcuno andava a comprare direttamente l'alcol metilico per poi ottenerne il rimborso, perché costava meno comprarlo per poi farsi dare il rimborso. Quindi quando qualcuno ha cominciato a scoprire che c'erano degli stoccaggi che non c'entravano niente con l'entrata del vino, hanno deciso di liberarsene prima che venissero i carabinieri a verificare quello che è successo. Questa è storia comunque, per intenderci. Quindi dietro c'era una sorta di truffa all'Europa. Però questo danneggiò non poco il nostro vino, e soprattutto in un momento come questo in cui, come dire, ci siamo rifatti una reputazione con il Prosecco. E adesso facciamo vedere un'altra cosa importante. Lei non l'ha vista questa cosa qua? No? Noi difendiamo il vino. Questo è un dipinto, un affresco, mettiamola così, che cappeggiava all'entrata della catena sociale di Ponte di Piave. E la storia racconta che il direttore subentrante si affrettò a cancellare immediatamente questa cosa, non fece neanche tempo a presentarla ai soci agli agricoltori soci della cantina, perché si presentavano con i forconi dopo quanto stava succedendo, perché era crollata la vendita di vino, era crollata proprio la commercializzazione, quindi per chi faceva viticoltura era stato un danno veramente importante. Sì, adesso ritornando sulla viticoltura di Ponte, anche perché è una realtà ovviamente del territorio che unisce circa 1000 anche piccole aziende. In un certo senso quello che anche danno è tutto quell'aspetto anche delle persone anche più anziane che hanno magari l'ettaro, i 2 ettari, e sicuramente, come dicevi tu Lucio, diventa anche per lo stesso anziano eccetera una tranquillità il conferimento all'interno di una realtà produttiva come questa. Sicuramente per la parte della depurazione è un po' sono un po' tutti quei problemi che abbiamo al di là della cantina, ma con una serie di attività che operano all'interno di questa tipologia ovviamente collegata all'alimentare. Se capitasse adesso, cosa farebbe lei? Ma guarda, adesso non credo che capiterebbe, perché con un importante intervento che hanno fatto rispetto alla depurazione, è una situazione anche innovativa che hanno messo e sperimentale, sicuramente questo non capiterebbe. Quello che dico è che anche per molto meno il rapporto che abbiamo con l'ARPAV, oltre che al di là delle forze dell'ordine, le nostre polizie locali, ma ci sono i pozzetti di ispezione, cioè ci siamo un po' eruditi anche rispetto alle situazioni di controllo, perché noi parliamo di viticoltura, ma possiamo parlare anche di situazioni Possiamo dire che non c'è più bisogno di tentare di truffare la comunità europea, perché con quello che rende il Prosecco
anzi forse il contrario, bisognerebbe veramente salvare anche l'ultimo chicco. No, sicuramente è quello da dare un valore invece a quello che l'agricoltura sta portando adesso per il nostro territorio, e sicuramente utilizzare quell'immagine invece legata al territorio proprio per sfruttare che le persone vengano sul nostro territorio. Io ne parlo anche come piccolo comune, perché 8.500 abitanti non sono tantissimi, e l'opportunità che viene data anche proprio a livello di patrimonio dell'UNESCO e quant'altro ci permette anche di far visitare realtà come quella di Ponte di Piave, dove abbiamo sì la casa di cultura di uno scrittore, Goffredo Parise, ma che non è semplice promuoverci. Quindi ecco perché anche rispetto al lavoro che stanno facendo proprio con il Conegliano Valdobbiadene, credo che sia un'opportunità anche per il nostro territorio, come anche il Milano Cortina, perché io ne parlo per Ponte di Piave. Adesso abbiamo una pista di atletica che abbiamo ricevuto un finanziamento ministeriale per sistemarla, e sicuramente questa è un'opportunità che il mio territorio può dare anche a livello proprio del Milano Cortina, per fare anche delle attività ovviamente di allenamento. Quindi credo che opportunità come quelle che ci sono, ma parlo anche della collega di Oderzo adesso con il Giro d'Italia, sicuramente i nostri alberghi, le nostre strutture ricettive sono state riempite grazie a questo tipo di interventi che vengono anche fatti nel territorio. Quindi possiamo dire che fare economia, cominciare a pensare e costruire un'economia, perché io penso sempre che se la realtà era quella del vino che veniva portato, che però non aveva il valore adesso del Prosecco, questo qui è Glera, probabilmente se non Verduzzo, ma sicuramente non valeva quello che vale adesso il vino, e forse questo avrà innescato evidentemente qualche furbetto che per una cosa o per l'altra, noi pensiamo sempre comunque che sia stato un problema di sversamento, chiamiamolo così, del depuratore, però se c'è stato qualche furbetto era perché magari non c'era altro modo di introitare soldi, mentre qui abbiamo un'economia che viaggia notevolmente. Quindi possiamo dire che cose così non possono capitare nel mondo del vino, perché fanno solo che male a un'immagine che rende già in maniera importante. Certamente, che soprattutto permette anche di vivere agli stessi agricoltori, come dicevo, e alla tramandazione poi dell'anziano con il giovane, ma soprattutto ovviamente anche a chi ha quei 2-3 ettari e, tra virgolette, anche la soddisfazione di prodursi il vino e di conferirlo poi alla cantina sociale, perché diventi un po' il patrimonio di tutti quanti, diventa fondamentale. Una cosa però anche, Lucia, è un fatto culturale, perché noi vediamo molti giovani agricoltori anche che adesso con tutta l'attestazione dall'APE, piuttosto che a tutto quell'intervento che stanno facendo anche con la viticoltura, importante impianto a goccia per esempio. Adesso, visto che parliamo anche di emergenza idrica, la situazione è proprio anche collegata a quello che hanno fatto rispetto a questo tipo di impiantistica, e anche a un rispetto territoriale, gli atomizzatori a recupero, cosa che prima ovviamente diventava quasi impossibile parlarne. Credo che anche in questo aspetto molti degli interventi ovviamente anche dai giovani agricoltori stiano andando proprio in questo senso, anche di prendersi cura a carico del territorio. Piuttosto direi che situazioni che a livello anche culturale e nel periodo storico erano esistenti, con le nuove tecniche, ma soprattutto con le nuove anche menti e ragazzi che intervengono in agricoltura, sicuramente sono cose che queste diventano opere sì di archivio, ma che non sono quello che rappresenta attualmente quello che l'agricoltore... Quanto conta l'agricoltura e la viticoltura in termini economici nel vostro, diciamo così, nel vostro PIL, nel PIL di Ponte di Piave? Conta tantissimo, perché appunto dicevo prima la superficie vitivinicola è circa del 70%, quindi andiamo verso un paese che naturalmente il core business è l'attività agricola. Poi certamente abbiamo delle aziende molto importanti nella zona industriale, non neghiamo, Mappei, piuttosto che interventi rispetto alla palla, attività col Flextronics, perché per esempio di attività di questo tipo sono anche imprese americane, quindi con dei criteri, con degli interventi di un certo tipo. Qual è l'attrattiva? Cioè l'asse viario che fa sì L'asse viario credo sicuramente, perché 30.000 veicoli al giorno tra andata e ritorno credo che siano un'opportuna vetrina al nostro territorio, ma anche degli aspetti ovviamente che sono legati anche a un aspetto ambientale che naturalmente ci tiene sempre in allerta, anche rispetto alla possibilità che dalle polveri sottili ci si possa ritrovare in situazioni poco piacevoli, soprattutto dal punto di vista dei cittadini. Però l'asse verso Salgarida, quindi l'aggancio sulla 4, è sicuramente invitante per molte aziende per poter poi sviluppare la propria attività lì. Assolutamente sì, perché chiaramente l'autostrada che permette di avere sia per Venezia che per Trieste ovviamente diventa un punto fondamentale dall'altra parte. Chiaramente questo lo dico per territori come il nostro, ma come il vicino comune
comune di Salgareda, ma come anche Ormelle, diventa fondamentale proprio il lavoro di squadra, e quindi questo collegamento con la parte proprio della destra Piave diventa fondamentale. Lo avete detto anche prima sul discorso dell'asse ferroviario, lo snodo per portarci verso Treviso è stato veramente fondamentale, ma vedo anche la cultura dei ragazzi. Oramai vedi molti più ragazzi che utilizzano anche il treno per andare alle loro scuole di Treviso piuttosto che utilizzare l'autobus. Questo lo dico perché è anche un passaggio culturale importante e dobbiamo darne atto che i ragazzi in questo aspetto hanno modificato molte di queste anche stili di vita e modalità insomma di intervento, al di là del fatto che noto anche con piacere che anche per l'aspetto ambientale molti più giovani si avvicinano all'amministrazione per dare la propria disponibilità anche per, se ci fosse al di là delle raccolte dei rifiuti, ma proprio delle iniziative che vadano verso, diciamo, una situazione green. Quindi credo che questo mi fa ben sperare, ma mi fa ben sperare perché naturalmente devono sentirsi proprio il loro territorio. Allora parliamo di ragazzi, perché adesso la porto su un altro fronte. Lasciamo andare il tema del vino metanolo, avete capito un po' la storia, avete capito qual è stata l'evoluzione e soprattutto perché non si tornerà più al vino al metanolo, visto che l'economia del vino qui è cresciuta molto in maniera professionale, in maniera importante economicamente parlando, quindi non conviene più, come dire, rischiare la galera, conviene investire bene nel territorio perché poi insomma è business. Invece andiamo, rimanendo nel territorio, perché Ponte di Piave fa anche delle scelte davvero a volte particolari, come dedicare una via a un pilota. Allora andiamo a vedere l'inserto 27 e poi lo commenteremo col sindaco. Gilles Villeneuve, l'indimenticato campione di Formula 1 scomparso tragicamente ormai alcuni anni fa alla guida di una Ferrari, è ancora ben vivo nel cuore e nel ricordo di tanti appassionati dell'automobilismo che ne apprezzarono le doti tecniche ed umane ed il grande agonismo che portò il piccolo pilota canadese ad epiche battaglie sulle piste di tutto il mondo. Di Villeneuve si è ricordato in particolar modo il Ferrari Club Piloti Opitergini di Oderzo, che in pieno accordo con l'amministrazione comunale gli ha dedicato una strada a Ponte di Piave nella zona degli impianti sportivi. L'inaugurazione di via Gilles Villeneuve si è tenuta ieri alla presenza delle autorità locali e di numerosi sportivi. Un nastro d'asfalto è probabilmente la miglior maniera per ricordare un uomo che sull'asfalto ha costruito la sua leggenda. Lei aveva 5 anni? Sì, era l'86. Ma dov'è via Gilles Villeneuve? È proprio vicino di fronte agli impianti sportivi ed è vicina dove abbiamo la casa di riposo. E chiaramente questa diventa, per quello che riguarda la scelta a suo tempo, leggendomi la delibera di giunta dell'87 mi ha fatto molto piacere vedere che questa cosa è uscita dai cittadini, cioè c'è stata una richiesta firmata dai cittadini in cui chiedevano all'amministrazione comunale, al consiglio comunale, di intitolare a questo pilota una strada. È stata veramente una cosa che mi ha resa fiera, perché dico, nell'87 dei cittadini che si organizzano, firmano un documento che già nella meccanica per noi è difficile, delle delibere di giunta, di consiglio comunale, che mettono insieme delle firme e richiedono questo, era proprio un sentito del territorio. Mi ha fatto molto piacere vedere come il cittadino si sentiva proprio il territorio per arrivare a proporre alla propria amministrazione di aderire a questo tipo di intervento. Sì, ma anche un'amministrazione che accetta di titolare la via a un pilota che non c'entra nulla con Ponte di Piave, se non la passione di alcuni cittadini. Sì, poi naturalmente questo sicuramente. Io penso che Mazzaroli a Treviso non avrebbe fatto una cosa di questo genere, lo dico così a naso, conoscendo Mazzaroli. Sì. Però il fatto appunto che l'amministrazione sì, sicuramente l'abbia accolta, però mi ha fatto piacere vedere un cittadino partecipe alla sua vita del territorio e a far emergere questa opportunità per il territorio, che poi, ripeto, sicuramente è un'opportunità che dava anche lustro. Ovviamente siamo uno dei pochi comuni che è riuscito ad intitolare in quegli anni una via a questo pilota, e mi ha fatto proprio piacere vedere questo spirito di partecipazione, diciamo. Ecco, però siete anche uno dei pochi comuni che ha una casa di di Goffredo Parise, cioè certo. Ce ne sono altre, però Parise ha deciso di venire a stare a Ponte di Piave. Sì. E allora abbiamo recuperato un servizio esattamente un anno dopo la morte di Goffredo Parise, quindi Goffredo Parise muore nell'agosto dell'86. Un anno dopo torna la nostra troupe e va a incontrare la mamma di Goffredo Parise. L'inserto è il 28, vediamoci il servizio.
Mamma Ida, 80 anni, non ci vuole ancora credere. Il suo Edo per lei vive ancora e con gli occhi fermi che da qualche anno non vedono più cerca almeno di intuirlo in quel giardino che racchiude gli ultimi segreti di suo figlio. La madre di Goffredo Parise stamani a Ponte di Piave ha sostato per lungo tempo davanti alla scultura del Brancusi, ai piedi della quale lo scrittore scrisse che dovevano essere deposte le sue ceneri. 80 anni, ma una donna forte, decisa, convinta, per certi versi amareggiata di fronte ad alcune situazioni che l'hanno vista da sola e ai margini piangere la morte di suo figlio che ricorda così. Era molto intelligente, un po' rabbiosetto, un po' scorbutico, ma lui aiutava tutti quelli che poteva. Domani intanto nella casa di Via Verdi inizieranno i lavori di adattamento per far sì che il luogo che Parise tanto amò diventi il centro di studio e di cultura Goffredo Parise, così come egli stesso scrisse nel suo testamento. I lavori, che si concluderanno entro un mese, interesseranno il piano superiore. Il progetto prevede una sala biblioteca specializzata in letteratura del Novecento che potrà servire anche come sala per incontri e dibattiti, una sala destinata all'Archivio Parise ed uno speciale ambiente di conservazione per i manoscritti, autografi ed altri documenti originali dello scrittore trovati in casa dopo la sua morte. Il pian terreno, con le stanze dove si svolgeva la vita di Parise, resterà tale e quale, come egli stesso lo aveva disposto e pensato, e verrà aperto al pubblico. In questo periodo di tempo, a parte le formalità burocratiche che abbiamo dovuto sostenere per acquisire l'eredità, ci siamo dati da fare per mettere in piedi questo centro di cultura, mettere insieme quelli che erano i vecchi amici di Parise che ci daranno la necessaria consulenza. È stata recentemente istituita un'associazione a cui aderiranno appunto tutti gli scrittori e amici di Parise, in più dovrebbe aderire il comune di Ponte di Piave, l'amministrazione provinciale di Treviso e il comune di Vicenza che è il suo comune natale. Questa associazione si propone l'obiettivo di far conoscere l'opera di Parise, di creare attorno alla sua casa una serie di incontri di persone che vogliono approfondire e Parise e la letteratura italiana, ma particolarmente veneta del Novecento. Parise in qualche modo dunque vive ancora, i suoi libri e questo centro di cultura terranno vivo il suo ricordo. Ma questo centro di cultura tiene vivo il ricordo di Parise oppure col senno di poi, qui siamo nell'87, lei continua ad avere 5 anni, adesso con qualche anno in più, come va? Funziona Parise, la Casa Parise funziona oppure... La Casa Parise funziona, non solo l'abbiamo adattata anche per le persone con disabilità uditive, quindi per i sordi, adesso andremo avanti anche con la parte legata alla LIS tattile, oltre che appunto al Braille, perché stiamo con le sue opere creando anche un percorso tattile a lui collegato. Grazie alla Regione del Veneto abbiamo anche messo un ascensore non solo per appunto persone con ridotte capacità motorie, ma anche per le mamme con i bambini che possono visitare la biblioteca. La nostra amministrazione ha deciso che la biblioteca rimanesse lì. Nel 2014 ci fu questa scelta da dover prendere, abbiamo deciso di essere lì proprio perché i ragazzi possono sentirlo un loro autore contemporaneo. Ma viene frequentata? Viene frequentata, facciamo anche i gruppi delle letture animate per i ragazzi proprio dentro la sua casa, la Casa di Cultura, che ricordo essere appunto vincolata, parlavamo della sovrintendenza, esatto. È vincolata proprio anche rispetto alle opportunità e a come sono proprio disposte all'interno della Casa Cultura le opere. Aggiungo anche che adesso abbiamo, grazie alla Regione del Veneto, fatto un libro proprio fotografico che riprende proprio la casa di Parise, l'abbiamo definito Home perché per lui è stata la sua prima vera casa, l'ha definita Home Parise. E tornando però al discorso che facevamo prima rispetto ai ponti, voglio ricordarti una frase che Parise disse, molto importante: quando arrivo sui ponti all'imbocco di Ponte di Piave mi commuovo non perché penso all'Italia ma perché penso al mio Veneto. E questa è una di quelle frasi che abbiamo fatto nostra nell'apertura appunto della nostra opera fotografica legata alla Casa di Cultura, ma soprattutto un'associazione I Sillabanti, dei giovani ragazzi che hanno studiato
su Parise, che ci curano le aperture straordinarie di sabato e della domenica. Siamo legati alle case di cultura ovviamente degli scrittori, ma la cosa molto importante, Casa della Cultura e della Memoria, ma la cosa anche molto più importante che ci dà molte opportunità è anche quel premio di reportage che abbiamo con il Comune di Salgareda, e al di là di questo ovviamente la promozione che facciamo non solo della nostra Casa Cultura ma anche della Casa delle Fate di Salgareda, che è privata, ma che sicuramente permette di capire del perché lo scrittore Goffredo Parisi ha deciso di spostarsi dalla casa lungo il Piave, che appunto era la Casa delle Fate, e venire in centro a Ponte di Piave. Questo diventa importante anche per l'architettura. Ecco perché dicevo prima, proprio di fronte a lui c'è la nostra scuola, la scuola primaria, e nell'architettura l'architetto D'Avanzo ha studiato bene quello che significava avere proprio la scelta di uno scrittore di essere lì davanti nelle sue architetture e nello studio fotografico di Giosetta Fioroni, perché ricordiamo che lì aveva il suo studio fotografico prima della biblioteca Giosetta Fioroni, la compagna di Parisi, ma anche in tutta quell'attività che cerchiamo di portare avanti proprio nel ricordo, nella sua commemorazione che facciamo ogni 31 agosto nella sua tomba, rispetto a quello che lui voleva. Lui voleva l'opportunità anche per i ragazzi che studiavano su di lui di poter vivere all'interno della Casa Cultura. Questo c'era scritto nel testamento ed è una delle cose che noi stiamo cercando di portare avanti, e avere l'opportunità di avere questi ragazzi che studiando su di lui si appassionino e ci aiutino ovviamente a raccontarlo come lui voleva attraverso le giovani generazioni. Com'è che finisce la frase? Cosa che diceva Parisi dei ponti di Ponte di Piave? Quando arrivo all'imbocco dei ponti sul fiume Piave mi commuovo, non perché penso all'Italia, ma perché penso al mio Veneto. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.